Gli appuntamenti per domenica 1 dicembre. Il Museo di Arte Sacra della Diocesi di Chiavari, in piazza Nostra Signora dell'Orto, apre ai visitatori dalle 10 alle 12. Su prenotazione si possono anche fare visite guidate. A Sesti Levante inizia l'edizione 2024 di Pane, Olio e Acciughe, evento dedicato all'olivicoltura e al pescato locale. Dalle 9 alle 20 in via Asilo Maria Teresa si terrà il mercatino Pane e Olio, mentre dalle 10 alle 16 in piazza Bo ci sarà una dimostrazione di molitura di olive e un corso di assaggio al frantoio mobile. L'Associazione Culturale Tigugliana organizza alle 10:45 nella sede di Spazio Aperto in via dell'Arco a Santa Margherita Ligure la presentazione del libro intitolato E sono ancora qui di Enrica Coscia Cavagna e Giancarlo Petronini. L'ingresso è libero. Prosegue nel salone della parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Dì a Chiavari il mercatino natalizio con oggetti artigianali realizzati dalle volontarie parrocchiane. Le esposizioni restano aperte dalle 9 alle 19. A Lavagna prosegue la fitta agenda di eventi per la sesta edizione di Sono tutti cavoli nostri, a partire dalle 10:30 con la visita guidata al cimitero monumentale fino alle 18 con lo show cooking. Si susseguiranno una serie di appuntamenti tra laboratori culinari, spettacoli per adulti e bambini e divulgazione. Al Circolo Sabino di Trigoso, nel comune di Sesti Levante, si terrà alle 13 il pranzo solidale SOS Gaza in sostegno al popolo palestinese. Interverrà anche Laura Pinasco, che fa parte dell'equipaggio della Life Support nave di Emergency. Chiavari illumina il Natale, la compagnia dei Menditanti, associazione teatrale, organizza la festa delle famiglie in Piazza Verdi. Dalle 14:30 Milo farà uno spettacolo clown, alle 15:30 baby dance e gioco del paracadute. A Camogli la compagnia teatrale alle 5 porta in scena l'opera di Barbara Vanzini dal titolo Donne spezzate, donne rinate, brevi monologhi al femminile contro la violenza di genere. L'appuntamento è alle 16 alla biblioteca millenaria di Ruta. In piazza Matteotti a Chiavari alle 17 ci sarà l'accensione dell'albero di Natale, canta il coro Piccole Donne. Gli appuntamenti per lunedì 2 dicembre. A Palazzo Costa Zenoglio di Via Doria Chiavari c'è la mostra Tra fiori e universo di Giovanna Cardile, dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 18:30. L'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra organizza a Chiavari una mostra in ricordo dei caduti delle 2 guerre mondiali. Si potrà visitare fino al 4 dicembre nella Torre Civica, l'orario è dalle 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 18. Nella quadreria della Società Economica di Chiavari in via Vaschieri c'è la mostra dello scultore Piero Solari, apertura dalle 16 alle 19. Alle 15 al Cinema Stivoli di Genova, in salita a Santa Caterina 54, sarà presentato il film Bestiari Erbari Lapidari di 2 registi, Massimo Danolfi e Martina Parenti, in un incontro moderato da Luca Malavasi, docente di storia e analisi del film all'Università di Genova. I corsi di cultura di Chiavari, giunti al 39° anno accademico, presentano il corso Il linguaggio fotografico, fotografia contemporanea 1. La conferenza si terrà nella sala livellata di Via del Pino dalle 16:15 alle 17:30. Il gruppo Obiettori di Coscienza della Caritas Diocesana organizza il ciclo di incontri La lunga strada della pace al servizio della giustizia. Alle 21 si terrà il primo dal titolo La non violenza è l'attuale varco della storia. Appuntamento al seminario vescovile di Chiavari in piazza Nostra Signora dell'Orto numero 8. Per iscriversi inviate una mail a sft.chiavari@gmail.com.